Questo spettacolo è per raccontare ai piccoli di aver paura è essenziale per diventare grandi. Ma ai grandi è la cosa più tremenda che possa capitarci oggi è rinunciare agli altri per paura della loro diversità. Siamo lasciati da poco e già vorrei rivederti. Facciamo domani al parco? Lo so, subito posso sembrare un po' strano. Beh, molto strano. Con tutti quei miei racconti su mostri e vampiri qui sono andato a infilarmi. Non è stato certo un buon inizio. Ma che posso farci? Mi piacciono! A volte sto meglio. Non sembri ancora Diamo fuoco alle polveri, rischiareremo il tetro pomeriggio di questi poveri schiavi della paura. Studio di dottor Scrivello. Da piccolino una peste, un vicino. La madre guida delle strade che avvelenava i pesciolini con te e feci fuori anche lo scimpanzé. Spara in testa ai cucciolini con te. Disse mia mamma a me che adesso vai. Sì, mi piace. Il tuo dentista. L'odore mi piace altresì. Strappandogli tutti i canini. Ti faccio che a te come canali. Sì, ma se mi tira qualcosa in bocca io la mordo. Sia sciocco, apra, ne è proprio sicuro. Apra, le ho detto! Come vuole lei? Portateci tra i morti, noi che siamo i mostri dall'eternità! Siamo tornati, e non ci fermerà. Non resterà nulla più del colore.
scorgita. Dovresti vedere il suo sguardo, mamma, è così inconsueto. Ricordo quello di tuo padre, languido e astratto. Proprio così, perso alla ricerca delle vere domande della vita, come me, capisci? Incontrare una persona che ti legge dentro. E dentro un cimitero, e dentro finché vuoi, amerai quel dolce disorientamento che ti avvolgerà. Se ti innamori, una splendida ossessione, che ti strapperà la lucidità. Sei un uomo, Sarai una cosa e esploderai. La tua funzione fatta giù E sentirai che poi ci divertirai. in questa notte magica, per festeggiare insieme le epoche passate, saranno con voi i vostri cari e vecchi nostri. Questa sera qui tutti insieme dall'aldilà il pinguino. Rigor mortis. Sai ora che farò, ma non sapranno nulla, e darò la colpa a quella bimba atroce, senza voce. Intanto so, usando un po' delle mie arti magiche, Poi. poi è arrivato un mostro che ha fatto il suo disastro. Tanto non ti mollo, mi ha stretto il collo. Non trovarci, avvicinarci, tu puoi che spinarci, ma subito sei. Ma non può stare, hai paura di noi? No, non può farci ad avventurarci. Non puoi che spinarci. Uno stupido sei. Ma chi tra di noi? Mai più tra di noi. Ma i principi azzurri non esistono più. E quel Paxley non avevamo percepito l'amore che già sfoccia. Ma potrebbe essere lui il nostro principe? A me sembra un addormentato fatto e finito. E comunque qui non si tratta di lui, ma di lei. Ha troppe paure, vuole non sanare. Me l'ha detto lei prima che muore. La vittima perfetta. Va bene, non ti scaldare, non ho capito così. Signorina Mary, sei la benvenuta in casa Adams. E mio figlio dice che ci trovi un po' strani e che gli altri ti fanno un po' paura. E io non ti biasimo, ma voglio farti una domanda. Senza gli altri, tu chi sei? Pensaci! E quando avrai fatto finta di svegliarti ne riparleremo, ok? Ho finito. Va bene, rientra. Signori, raggiungiamo gli altri benvenuti. Paxley, vieni qui per favore. È il momento di fare 2 parole sull'amore. E facciamoli. Ma non le capiresti, per cui mi limiterò ad indicarti 2 persone che possono essere di sicuro riferimento. Chi? Me e tua madre. Dai, papà. Ma siamo una coppia perfetta. Mi perdoni, signore, se mi Basta non ascoltarlo. E qui la dichiaro. Io mi sono detto. Piuttosto tagliati le orecchie. Paz, se non lo ascolti è meglio. Dove vai? Vieni qui. Lasci in pace mio figlio. Ora che cos'è l'amore ti spiegherò. Pass, non ascoltarlo. Ti proibisco di ascoltarlo. Sono tuo padre. Ascolta il tuo bambino. Se vorrai. Non la certezza e mai te ne darà. Come un respiro in
tentativo di rubare. Sera sera. Senti, adesso vado a prendere qualcosa da bere. E poi rimaniamo soli. Non ti muovere. Dai, non fare la finta morta per aiutarci. Mary! Carnagione bianchiccia. Occhi spenti. È morta! Non è un incubo, è tutto vero. Sì, cosa ci fai qui? Come sei entrata in casa mia? Questa non è casa tua, è casa mia, comunque non ha importanza, tanto ormai sei morta. Morta? Sì. Ma che cavolo dici? Io non sono affatto morta! Ah no, sei esangue e piuttosto rigidina. In effetti mi sento solo un po' confusa e un battito leggermente debole. Completamente debole. Ciao. Già fatto? Un completo disastro, mamma. Devi avere più carattere. Nessun uomo vorrebbe uscire con un budino, ma non saltare precipitosamente alle conclusioni. Preferirei morire piuttosto. No, speravo. Io ti amo con tutta me stessa. Come dici, scusa? Saltare precipitosamente alle conclusioni, avrei dovuto evitarlo, lo so, ma io non sopporto le incertezze. Io lo amo e lui mi odia di sicuro. Il gioco è fatto. Buona serata. Sei di nuovo qui. Possibile che tu non riesca ad intrattenerti con quel ragazzo per più di 10 secondi? Sono fatta per soffrire, mamma. Io lo amo e lui mi odia. Sei sicura? Te l'ha detto lui? No, ma è inevitabile che sia così. Mi sento portata per gli amori non corrisposti. Tesoro, sei una ragazza piena di interessi e di vitalità. Come si fa a non amarti? Ora torna da lui e dagli il tempo di apprezzarti. Vado, mi faccio del male e torno. Sì. Senti, sono una ragazza così piena di interessi e di vitalità, come si fa a non amarti? Ora torna da lui e dagli il tempo di apprezzarti. Sei sicura di stare bene? Mi piace leggere. Anche a me, che cosa? Saggi, poesie, Morte a Venezia, Morte del fratello Giovanni, Morte del consiglio, viaggiatore, cose così effervescenti. Ascolta, non vorrei spaventarti, ma è possibile. Come se non ci fosse un prima né un poi, come se non fossi mai esistita se non in quegli occhi tuoi, come un foruncolo che d'improvviso c'è, come un effragito che sale dentro me. Una sorpresa ai miei pensieri puri tuoi, che tu ti stai da nascere noi, sbagliato e come stati, uguali tra miliardi, siamo ancora in noi, un'inquietante Sono solo un mostro, Nancy. Erano freschi fino a un secondo fa. Distruggo tutto ciò che tocco. Adoro i fiori putrescenti. Sei così insperata che non ho più parole. Soltanto baci. Aspetta, non vorrei sembrare un salvante detettore, ma per me è una fortuna inestimabile volare come una donna del suo fascino e la sua aria e poesia ispirano a tale tenerezza. Oh! Creda, non le succederà nulla, che lei non voglia. Resto sempre molto affascinato dei garibaldi come il mosso. Si chiede la cosa affascina di più di suo marito. Ha il gusto dell'orrido. La bellezza non è un lineamento, ma un carisma. E l'amore, cos'è l'amore? L'amore lascia il bacio che mi sveglia ogni mattina. 9115 mattine per dirla tutta. E allora dimmi Mozia, cosa ne dici di cambiare bacio qualche volta? Potrei... Non sono te, e non lo saprò mai, che sogno da sempre, ma non lo sai. Finiscila! Possibile che nessuno di voi abbia mai sentito parlare di orologi? Il sole sorgerà tra poco e moriremo tutti. Mancano
bella, addio. Ora scusami, ma stavo andando via. E comunque non ti preoccupare, perché sono un sogno, forse un po' macabro, ma è pur sempre un sogno. Ciao! Dottore, dove va? Non vorrà perdersi il mortale duello. Gomez, sei proprio sicura? Da troppo tempo che non scintiamo. Fioretto, mia crudele regina di cuori, io amo di Fioretto. No, anzi, dice che tu bene. Ma questa ragazza va bene. Sembra che Mary In caso l'avrei salutata volentieri. Forse per tu. Ora comprendo che sei la paura che sarà ormai Che piove quelli dici? Perché? Le porterò molto volentieri sulla tua tomba! Forse basta il bacio del vero amore per risvegliarla. E chi dovrebbe darglielo? Ah, che non capisci, diglielo! Perché Mary diventi mia cognata per il resto dei miei giorni, non ci penso neanche. Ma se ti adoro quando sei così malvagia, ma loro si amano dello stesso amore che ha rapito noi due. Ma è così noiosa. Mi supplico! Non male più poverino! Addesso mio caro! A chi mi dici esattamente cosa deve essere più caro? È l'unico proprio rosso che io abbia mai amato! Questo mare di pallidi, lercocini! Jerry! Visti, lo sai che non so resisterti quando mi parli. Oh, Gomez! Sei la mia unica, insana passione! Che vita! Come ho fatto a dubitare? non ha dovuto baciarmi in vita, perché mai dovrebbe? Salve! Amare, è implorare. Non c'è nulla di più bello che rischiare di vivere. E nulla di più brutto di una mena avvelenata, addormentata. Che significa? Dice che è stata la regina cattiva a uccidere lei. Ma non volevo, pensavo fosse valeriana e invece la cicuta. Ecco, te facciamo quei conti a casa. Semmai ci ritorneremo. Questo è veramente cercato di uccidere me, la vittima, questo è essere introdotti in casa Adams. Questo è per averci messo l'uno contro l'altro e questo è perché in vita mia per la prima volta ho avuto davvero paura! Fino a monte gli uomini hanno di nuovo paura! Oh merda! Oh, Non hai mai avuto una buona mira? dottore, io sono Ecco, questo non doveva succedere. Avevo pianificato sua esecuzione alla perfezione. Ora non potrò più gustare di suo sangue fresco. Non doveva vedere. Poi si steriva la pietà. L'importante è che il dentista sia sconfitto. Gomez, forse dovresti scherzare, dottore. Ah, dici, dottore, ha più probabilità di restarci secco se lascio o se finisco? Secondo me sono fregati in entrambi i casi. Allora sfilza, così starà più comodo nella mano. Ah, sì, sì. Ah! Dottore, Innamorarsi senza tu, sai tu chi sei. Scusate, non per
notte, eppure sto dritto sulle mie gambe. Io dormivo proprio tanto bene. Una domanda mi tormenterà, e risposta non si troverà. Aver potuto dare in qualche modo il nostro contributo per questa bella iniziativa. Vi ringraziamo e ringraziamo tutti coloro che ci hanno ospitato oggi, che sono stati davvero gentili e carini. Speriamo vi siate divertiti e niente, grazie ancora e speriamo che questo pomeriggio vi abbia fatto rabbrividire, vi abbia fatto venire voglia di vedere il musical, che è quello che noi facciamo. Allora, la nostra pagina è musicalmente Genova. No, aggiungeteci alla nostra pagina Facebook, se avete fatto video, foto, mettetelo su musicalmente Genova. Grazie a tutti.